Allora, io mo vado a spiegare una cosa, ok? Che non ci capita ancora come funziona. Si Mirko, che buono fa in vita? Che buono fa in vita? Ok? Lei si capi che buono fa? Prima dicono una cosa e poi ne dicono un'altra. Cioè, mi fate capire! Volete far capire! Volete far capire! E già! Cioè, boh! Allora, giù, prima vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspettate, faccio il mercato, Batman, napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, vai giù. Un attimo, solo mi metto a posto qua. Ok. Allora, vai giù. Mo' mi è arrivata una notizia riguardante Napoli-Como, tra l'altro che dopo, verso domani, anzi domani verso le 2:30, 3 meno un quarto, diciamo l'orario che pubblicherò questo video, praticamente uscirà il posto il pre-partita, scusate. Vabbè, non vi vado a spiegare, ok? I medici, ok? Perché i medici mi dovete spiegare? Perché i medici prima dicono una cosa e poi un'altra. Allora, Scott McTominay, ok? Si era fatto male sabato nella partita contro il Genoa. Ma boh. I medici hanno detto, si rendono conto che i medici il giorno dopo, quindi domenica ieri, hanno detto che il giocatore per Napoli-Como, la partita di domani, era al 100% recuperato. Era un piccolo affaticamento muscolare, roba di 1 o 2 giorni massimo. Ah, boh. Io volessi capire, no? Voi, no? Da questa cosa qui, da questa base qui, avete detto oggi, verso le 11, 11 e mezza, tra l'altro se volete potete andare ad iscrivervi al gruppo Telegram, troverete tutte le notizie sul calcio in descrizione. Su Telegram stiamo crescendo molto, anche sul gruppo WhatsApp troverete in descrizione tutti i link. Magari dopo, se non mi scordo, li metto anche nei commenti. Ma vabbè, dicono Napoli Hub dice fonte Ciro Troise, dice cito pure la fonte, hai visto? Dice no, Scott McTominay per la partita contro il Como in Coppa Italia, non mi ricordo se in casa o fuori casa, vabbè, Scott McTominay non deve giocare. Oh, ma stai buono! Cioè, ma giù, potete decidere che la che volete fare in la vostra vita, né? Volete far sapere? Cioè, è una cosa assurda, è una cosa assurda. Prima dite una cosa e poi ne dite un'altra, cioè, oh, ma tutto a posto, tutto a posto, ma decidetevi quello che volete fare nella vita. Ah boh, ma spera solo che sta buona la partita per la Roma, che per la partita della Roma di sabato e domenica, non mi ricordo, è fondamentalissimo. Stacco pure il microfono qua. È fondamentale. Ah boh. Ah boh. Fondamentale, cavolo. McTominay la partita contro la Roma. Un attimo solo va giù che con una mano, anzi con mezza mano, è difficile mettere il microfono. Ok. Ah boh. Cioè, hai visto ero semmai. Io pensavo che entro 2 settimane, scusate, non ho studiato tutto un po' là. Vabbè, io pensavo, no? Che più di 2 settimane, cioè che ci volevano più di 2 settimane al suo recupero. E già avevo sentito che per martedì, quindi per domani, si sarebbe ripreso e c'è una notizia, già mi ero sorpreso, no?
Poi vabbè, già è buono che entro domenica, cioè entro la partita contro la Roma di questa settimana, di questo weekend, sta bene. È una sorpresa, perché io sono abituato agli infortuni di più di 3 settimane. Vabbè. Bene, ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao a giù. Ah, e vi ricordo, gruppo Telegram e il gruppo WhatsApp in descrizione. Li metto pure qui sotto nei commenti. Ciao a giù.